Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, porconi, siamo allo stadio Adriano Lombardi contro l'Avellino. Il calendario di queste tre partite di oggi, allora c'è Avellino, Palermo e Teramo. Diciamo che il Palermo è sicuramente la più dura, con spero almeno 6 punticini per cominciare a smuovere un po' la classifica, perché lo sapete che è un po' classi e un po' figa. I giocatori sono tutti quanti messi bene, però chiaramente... Aspetta, intanto sono ritornati sti stronzi qua. Ok. Allora. Qua ritorna James Fofana. Qua ritorna Patrick Cutrone. Ok. Dopo ragionamos. Allora Capone, Al Capone, torna anche Al. E me lo godo Al Capone. Perfetto. E poi il resto, e beh, Oscarone, Hilemark. Però ci leviamo Pippo Melegoni, che Pippo Melegoni finora insomma è stato un po' così il buon Pippo. Ok, io direi che possiamo andare. Le squadre si stanno riscaldando. Dai Venezia, dai. Abbiamo vinto anche col Pordenone, siamo ancora primi, speriamo nel passo falso del Parma, parlo del Venezia vero, perché andare in Serie B vuol dire ragazzi, anche su PES, anche su tante carriere comendiane, andare con il Venezia, anche su FIFA sicuramente. Potrei riprendere FIFA il prossimo anno Serie B. Però stiamo buoni. Con energia, buona fortuna ragazzi, dai fioi, un solo grido si alzerà, il Venezia, dai fioi. C'è bisogno di fare i punti adesso, perché abbiamo cominciato un po' col freno a mano tirato. 4 punti in 3 partite. Non è sicuramente il ritmo promozione. Occio. Ah, lavora il porco. Ah, Rio gol. Mamma mia, bravo Plizzarri. Parliamo alla squadra con energia. Incoraggiamoli perché... E proviamo ad attaccare sto Avellino. Dai fioi, per piacere. Niente, c'è solo l'Avellino in campo. Ma puttana merda. Dai, bravo Marchizza. Nuovo acquisto che deve forse un po' ambientarsi, però lo voglio già mettere tra i titolari, sto giovane. Vai Cutrone, vai Patrick, vai Venezia. Vai Cutro. Ah, va a cagare. Vai Cutrone, la ruba, Cutrone! Che si è inventato Cutrone? 1-0. Molto bene. Grandissimo gol di Cutrone, ha rubato palla e gol. Dai ragazzi, bisogna portarli a casa questi 3 punti, Bisogna portarli a casa in maniera proprio beffarda. Occhio, no, Classic. Mamma mia, non è gol. Non so come Plezzarri l'ha presa. Mamma mia, il Plizza. Dai ragazzuoli, 41esimo. Calcio d'angolo per l'Avellino, purtroppo, gol. Pareggio dell'Avellino all'ultimo minuto del primo tempo, ma vaffanculo, va. Niente, non siamo ancora squadra. Sarà dura sto campionato, non so se riusciamo ad andare in A subito. Vediamo chi sta giocando male. Dio Cristo. Fofana, però c'è il DHT, no, il DHT così lo levo però. Ci spariamo, dai Stulak. Entra bene Stulak. Dai. Inizia la seconda frazione, bisogna assolutamente vincere, 1-1 purtroppo, Hilemark. Piantina non si vede ancora ragazzi, piantina purtroppo. Non attacchiamo mai. Che 2 maroni, oh. Dai fioi, dai, vai bianchi.
Dai, madonna, quella puttana di tua mamma. Ma possiamo attaccare, grazie, perché... Guarda che come ci incischiamo, Dio Cristo! Ecco, per perderla, Dio Madonna. Bravo Ilemar, questo è un bel intervento. Finalmente qualcosa di decente. Cutrone per Al, vai Al, vai Al, vai Al. Mettila in mezzo, Cutrone! Come si fa a sbagliare un gol così? Mamma mia che errore. Tattiche. Mettiamo Agi per veramente una piantina secca, altro che. E mettiamo anche Orsolini per Al Capone, perché proprio le fasce non stanno rendendo purtroppo. Dai ragazzuoli, dai. Non serve a niente il pareggio. Dai, vai Plizzarrone, fate i cambi, forse troppo presto, la rischio. Ma dobbiamo vincere questa. Vai a quadro, Stiolak. Vai Orsolino, vai Orsolino. Vai Cutro. Guarda Cutro. Non ci credo. Gol di Cutrone. Mamma mi ha spaccato la porta. Vai Cutro. Bravo Cutro. Cerchiamo di controllarla adesso. Vai Orsolino. Vai Stulak. Bravo Stulak. Ha chiamato la partita anche Stulak. Cutrone, Orsolino. Vai Cutrone. Cutrone. Ancora Cutrone scatenato. Oggi Cutrone! 3-1 al Cutro. Mamma che gol, signori. Tripletta mostruosa di Cutrone. Mamma mia Cutrone, signori. Cutrone come Maradona. Stiamo attenti per piacere. Non rischiamo di prendere gol. 74esimo. Dai Lemark Chavel. Rubala lì. Ma Lemark. Oh. Occhio ragazzi, occhio. Mamma mia, meno male, meno male. Dai che è importantissimo questo ritorno in trasferta. Agi. Vai Agi. Ah, peccato. Bravissimo, vai Agi. Bravo, Cutro vuole il poker. Era un po' troppo forse. Stiamo attenti ragazzuoli, manca poco, stiamo attenti, stiamo attenti. Gol dell'Avellino, adesso sono cazzi. Io, per piacere, non prendiamo il 3-3. Orsolino, vai Orsolini. Per Stulak. A quadro. Agi. Ilemark. Garofalo, vai Garo. Bravo, vai Orsolino, Orsolino mio. Cutrone. Vai Garofalo, mettila in mezzo, stiamo ottenendo palla giustamente, bravi. Stiamo giocando bene, vai Cutrone. Palo di Cutrone. Tassero il poker di Cutrone. Quella zoccolona. No. Andiamo a casa, sì. Grande 3-2. Grandissimo 3-2. Ben fatto, va bene, diamogli fiducia, sì, dai, non possiamo incazzarci, anche se ha preso comunque tanti gol, Cutrone ha fatto qualcosa di incredibile. Complimenti, per tanto mi ama, quindi Cutrone, tutto quello che dico va bene. Sì, favorito per la promozione. Ma no, la abbandoniamo, addirittura abbiamo un problema, 10-3 partite. Sì, per domandare il cazzo sulla promozione del Venezia, proviamo a rispondere a queste. L'ultima estrema squadra me ne frega della promozione del Palermo, la partita con l'allenatore del Palermo Stellone. Non è la persona giusta per il Palermo, io mi incazzo con tutti gli allenatori avversari, mi interessa un cacchio.
Cioè col Palermo potrebbe essere veramente una stellone deluso dai commenti, vabbè. Comunque, c'è capito, raga, questa è una partita scudetto, cioè scudetto, c'è una promozione perché il Palermo comunque si riprenderà, penso, adesso è decimo, infatti noi siamo sesti, siamo nessuno dei due promosse per il momento, però dopo abbiamo Teramo e Ternana, cioè beh, diciamo questo video finiamo col Teramo, dopo c'è anche la Ternana che è che è 21esima, sì, terzultima. Bisogna valutare bene, però bisogna cominciare a fare un po' un filotto, eh. Voglio il filotto ignorante, cioè non mi interessa. Senza filotto ignorante non è Serie B. Ok, vai di formazione, voglio dare un'altra chance a Stulak perché mi ha giocato molto molto bene. Ok, anche se a 3 stelle me ne è fatto un cazzo. E diamo fiducia adesso, Piantina deve svegliarsi, perché non mi è proprio piaciuto Piantina. Buono. Capone lo teniamo. No, anche Capone leviamo. Mettiamolo solo in partita è cambiata tanto con loro. O forse non sono pronti per la B. Cutrone chiaramente è inamovibile. Ok. Ok. Pierluigi penso Venezia-Palermo. Palermo squadra che vuole assolutamente tornare in A, chiaramente subito. Però questo Venezia può dare filo da torcere, ragazzi. Possiamo dare filo da torcere. Le squadre si stanno riscaldando. Oh. Na. Ok. Andiamo, raga. Proviamo ad attaccarli subito in casa. Vai. Stellone sarà incazzato per i commenti contro di lui, ma non me ne fotte niente, sinceramente. Proprio non me ne fotte un emeritu Cazzius. Bravo Orsolini, dai Orso. Ma c'è Lollo, c'è Bianco. Hanno attenzione. Ciabattata vergognosa. Il Palermo si è cambiato tanto perché tutto era venduto tutti praticamente, cazzo. Però non è Staroschi in panchina, Gazzi, Bruno Enrique, qualcuno c'è, insomma, vai. Bravo l'ex Ilemar Cutrone non la prende, ma c'è a quadro. Attenzione, vai Orsolino mio. No, vai Patrick, dopo la triplettona, con l'Avellino Cutrone fa tutto Cutrone, cazzo, vabbè, ha preteso un po' troppo qua però, Dai ragazzuoli, su. Mamma mia, primo tempo veramente indimenticabile, sono molto deluso, raga, svegliamoci. Dai, fioi, dai. Dai ragazzuoli, dai, solo devo fare dei cambi, Mamma mia. Mamma mia, attenzione, no. Il Cutrone dobbiamo togliere, non possiamo rischiare il Cutrone. Mettiamo Cacia e vediamo tra Orsolini. Orsolini sta giocando anche di merda. Mettiamo Capone. Niente, vediamo se riesco ancora a indovinare i cambi, speriamo. Però speriamo di no Cutrone perché se no sono dolori. Dai fioi. Ilemark, l'ex. Deve punire Ilemark, dai. Bello, un bel tiro. Dai, Caccia, ti ho preso che sei un uomo esperto, cazzo. Mamma mia, ragazzi. Esce uno spento Agi, proprio le fasce non girano, non girano. Dai, Piantina, cazzo, sei stato il leader, sei stato il Robin della serie della Lega Pro. Ecco, angolo anche per il Palermo, bene. Bravo Prizzarri.
Però purtroppo la partita è finita ormai, un pareggio che non fa bene la classifica. Zero a 0. Beh, devo ancora lavorare, Fioi, eh. Gara sfortunata. Raga, siamo contro il Teramo allo stadio Gaetano Bonolis e siamo senza Patrick purtroppo. Cotrone fuori per 10 giorni. Comunque è vero siamo noni, però siamo 2 punti dalla prima, cioè in Serie B la classifica è cortissima, quindi tempo ne abbiamo anche per vincere volendo. Cioè, il Mago secondo di Serie B, però vabbè, stiamo tranquilli, stiamo buoni. E col Teramo la vittoria. Ok. Dai ragazzuoli, voglio la vittoria però qua, E cominciamo che già offensivi. Dai ragazzuoli. Vai capone mio. Subito fallo di Carraro, così. Oh. Dai Fio, regalatemi il sogno, regalatemi il The Dream. Mamma mia che primo. Già i primi 15 minuti da dormire, vai Bianchi. Comincia a impostare il gioco. Bravo, dai Piantina, fammi il primo assist, dai Piantina. Porca puttana, Cia non segna neanche a porta vuota. Sì che in B fa sempre un bordello di gol di solito. Non capisco, non capisco. No, ma dov'è il Venezia dei record? Voglio il Venezia dei record. Vai Capone. Capone show. Parata di Sommariva. Sono proprio scontento, stressato Garofalo, cioè ma va a cagare, oh va. C'è una difficoltà ragazzi, c'è una difficoltà, c'è molto da lavorare. Sessantunesimo ancora nulla purtroppo. Oddio, sono tutti morti. Ilemark. E mettiamo Pippo Melegoni. Dai Pippo. Ok. Ma una Capone Morsi. Ma che spalla. Ma proprio la squadra fuori forma. Perché stiamo giocando ogni 3 giorni. Però è il posto di A quadro. Il mitico Leo. Dai Leo. Portiamola a casa ragazzi. In qualche modo un golletto stupido dovevamo farlo. Le fasce non rendono. Porca trota. Dai alla fine, l'ultimo respiro. Ah, Garofalo, vaffanculo. No, questo non va bene. Siamo decimi a 9 punti. C'ho la SPAL, comincia a correre. Più 5 adesso, più 5. Vabbè raga, Capone fai bene a raccontare la furia di Ardit. Ascolta raga, un saluto del comandone veneziano, c'è molto da lavorare. Se ci sono consigli, io sparateli. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!